Il Friuli Venezia Giulia chiama l'Europa e il resto d'Italia. L'iniziativa è una novità assoluta ed è dell'agenzia Turismo FVG che con questa prima edizione del By Friuli Venezia Giulia intende dar vita ad una borsa del turismo grazie alla quale i professionisti del settore, dai tour operator ai circoli ricreativi e aziendali, possono incontrare gli operatori turistici locali e contemporaneamente conoscere i luoghi più belli proprio di questo territorio. Un consiglio quindi a non lasciarci seguirci perché sarà un'occasione anche per voi per scoprire qualcosa di affascinante ed unico. Vicepresidente Ciriani, insomma parte con il botto con questa prima borsa del turismo in Friuli, più di 160 giornalisti presenti, insomma mi sembra un grande evento. È la prima esperienza per la nostra regione di una borsa del turismo, è un'occasione per far conoscere la nostra regione ai mercati tradizionali ma anche ai nuovi mercati oltreoceano. Qui oggi si incontrano decine di giornalisti specializzati, di operatori turistici, di professionisti del turismo che incontrano i nostri professionisti del turismo della nostra regione. È un'occasione molto importante perché dobbiamo crescere, dobbiamo farci conoscere, siamo convinti che se ci conoscono, ci amano, se ci amano tornano volentieri in Friuli Venezia Giulia come turisti. Sicuramente però in effetti questa squadra nuova che lei ha creato si è già imposta, insomma da Music and Live adesso quest'altro evento, mi sembra che i risultati oltre che le idee insomma stanno affiorando. I risultati ci stanno premiando, siamo molto contenti, credo che il denominatore comune sia l'entusiasmo, la voglia di fare, la voglia di dimostrare grande amore, grande passione per il nostro territorio. Abbiamo una stagione turistica che si sta concludendo, che si chiude positivamente, è un dato molto soddisfacente perché partivamo con grandi preoccupazioni per l'annata turistica legata al fatto che la crisi mondiale lasciava presagire numeri largamente negativi. Non è stato così, i grandi eventi soprattutto musicali hanno fatto da traino e poi tutte le altre manifestazioni che abbiamo organizzato hanno garantito al Friuli Venezia Giulia ancora una volta numeri positivi, aumento degli arrivi, aumento delle presenze. Se diciamo che i risultati si vedono, come si dice, dal mattino, si prospettano anche futuri traguardi importanti. Sì, l'importante è non sedersi sugli allori. Noi siamo partiti con grande entusiasmo, con grande volontà un anno fa quando ci siamo insediati. Abbiamo creduto fortemente nelle possibilità turistiche della nostra regione. Oggi la borsa del turismo serve a testimoniare proprio questo. Dobbiamo rafforzare la presenza del Friuli Venezia Giulia sui mercati tradizionali, sui mercati nuovi dell'Est Europa e anche oltreoceano. Per farlo abbiamo bisogno di parlare con i professionisti del settore e con i giornalisti professionisti del turismo, cosa che non si era mai fatto in precedenza. Questo è un modo innovativo, intelligente, moderno per promuovere la nostra regione. Grandi eventi, grandi masse, grandi contatti, ma anche contatti con i professionisti, con chi poi promuove il turismo nelle agenzie, nei workshop, nei giornali specializzati. Tutto questo è davvero strategico per noi, ci crediamo, questa è la nostra prima borsa, credo ne seguiranno molte altre. Direttore Di Giovanni, è innegabile che l'idea di creare questa prima borsa del turismo in Friuli è una cosa veramente nuova e che cambia un po' anche l'aspetto del turismo in Friuli, perché portare i giornalisti, i buyers proprio a visitare questa regione così eccezionale forse è un'idea che rivoluziona un po' le cose, no? Direi di sì, nel senso che in realtà un'iniziativa di questo tipo non era stata fatta fino ad oggi. L'idea è proprio quella di un momento nel quale la domanda e l'offerta si incontrino. Aver portato qui in questa prima edizione, che poi è un numero zero di una borsa che noi vorremmo che dall'anno prossimo fosse continuativa e ci fosse ogni anno. Portare qui quasi 200 persone da 18 paesi al di fuori dell'Italia e anche al di fuori dell'Europa è un risultato significativo. Poi tutto questo si concluderà oltre a una fase di educational sul territorio, per cui di far vedere effettivamente le nostre eccellenze. Si chiuderà nella giornata conclusiva di sabato, che prevede il fatto che i 100 buyer che ci sono in questo momento nella nostra regione si incontrino con un centinaio di sellers che sono invece i nostri operatori che forniscono
forniscono prodotti e servizi per il turismo, per cui insomma riteniamo molto importante. Possiamo considerare questa una risposta che l'istituzione, che l'agenzia FVG dà anche alle richieste proprio dei buyers e dei sellers, perché in effetti gli operatori locali si lamentavano del fatto che non riuscivano a promuovere alla grande il prodotto che avevano per le mani, avendo portato da loro direttamente tutta una serie di giornalisti e anche di operatori. In effetti cambia un po' l'assetto anche futuro di quello che sarà il turismo in Friuli. Sì, cambia lo scenario, anche se fino ad oggi l'ente del turismo regionale comunque con il suo programma di partecipazione a fiere e esibizioni in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, era presente insieme con gli operatori a oltre 40 fiere a livello internazionale. Noi riteniamo che però portare invece i compratori direttamente sul nostro territorio, fargli toccare col mano le nostre eccellenze, il nostro territorio, il nostro bere e mangiare che è eccezionale, crediamo che faccia la differenza. È sicuramente un facilitatore riuscire a fare questo rispetto che andare in manifestazioni come per esempio anche la BIT a Milano, dove l'offerta è talmente ampia e talmente variegata che fa sì che insomma i compratori siano anche un po' disorientati. Qui invece sono totalmente focalizzati su di noi. Quanto è stato importante avere una squadra così coesa e così affiatata nell'organizzare un evento di questa portata? Fondamentale. Noi siamo partiti da questa idea, tra l'altro un'idea che abbiamo avuto anche non tanto tempo fa, quindi stiamo parlando di un paio di mesi fa. Abbiamo deciso tutti quanti di rischiare di fare questa iniziativa lavorando anche durante il periodo d'agosto, per cui in un momento anche abbastanza difficile e complicato. Indubbiamente i risultati li ottieni se c'è una squadra molto unita, molto forte e molto orientata al risultato.